L'emergenza che tutti noi stiamo ancora vivendo continua a limitare e in alcuni casi ad impedire la normale vita sociale, come ad esempio la sospensione del mercato della settimana scorsa, tra l'altro per carenza di volontari. Come ben saprete, in questa fase la maggior parte dei volontari giovani continua a lavorare e non possiamo permettere di mettere a repentaglio la vita dei volontari meno giovani. Da qui nasce l'idea di questo videomessaggio, per ricordare a tutti i comportamenti da seguire responsabilmente. Indossare in modo corretto sempre e ovunque la mascherina. Non in questo modo, ma così, con il naso ben coperto. Mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Evitare i luoghi affollati e cercare di non creare noi stessi affollamenti. E limitare il più possibile le uscite affidandole ad un solo componente del nucleo familiare, magari delegando le persone più giovani per andare a fare la spesa o per fare le altre commissioni. E rispettare il più possibile i comportamenti e le regole che di volta in volta ci vengono indicate e siamo chiamati a seguire. Non possiamo abbassare la guardia soprattutto ora, né permettere che i comportamenti irresponsabili e superficiali di pochi annullino gli immani sforzi di tutti. Solo così, con una maggiore collaborazione e un maggiore senso di responsabilità di tutti noi, riusciremo tutti insieme a superare questo difficile momento. Non sappiamo con precisione l'evoluzione di questa emergenza, ma una cosa è certa, dipenderà tutto da noi, nessuno escluso.